Ve l'avevamo promesso e quindi a mezzogiorno torniamo con un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ben arrivati. Oggi faremo un tuffo nella tradizione per eccellenza siciliana. In realtà ne abbiamo tantissime di tradizioni, ma da un po' di anni a questa parte l'immagine in tutto il mondo della Sicilia passa anche attraverso ciò di cui parleremo quest'oggi. E quindi diamo subito il benvenuto al nostro ospite, Michele Ducato, ben arrivato all'interno di Io Compro Siciliano Live. Grazie, grazie per l'opportunità che mi avete regalato. Buongiorno a tutti. Allora, lo vediamo già scritto, Michele Ducato, ti trovi a Bagheria, sei nella bottega, quella dove nascono, spoiler, si vede l'immagine già alle tue spalle, quindi inutile provare a Sì, nasconderlo. Qui vediamo un pezzettino di un carretto siciliano. sì. Questo che vediamo qui alle mie spalle è proprio una miniatura di un carretto siciliano. Una delle tante cose che io realizzo all'interno di questa bottega, perché non si Tu, dipingono più soltanto carretti. eh, Ecco, io ho il privilegio di non dipingere più solo ed esclusivamente carretti. Però tu sei uno fra gli ultimissimi superstiti di una dinastia di pittori di carretti. Spero di non essere proprio l'ultimo, perché la cosa più bella è cercare di dar continuità a questa tradizione. E io lo faccio, certo, adesso in maniera un po' più con maggiori difficoltà, visto quello che stiamo attraversando, che sta attraversando tutta l'umanità. Però dico, io in condizioni normali l'ho sempre fatto attraverso i corsi nelle scuole, gli incontri presso il Museo Guttuso a Bagheria, dove c'è una sezione dedicata proprio alla pittura del carretto, che sancisce ancora di più il legame che c'era tra Renato Guttuso, nostro concittadino illustre, e la pittura del carretto e la famiglia Ducato. E io amo dire che in questi incontri, soprattutto con le giovani generazioni, cerco di trasmettere una memoria, di far sì che questi ragazzi possano conservare, al di là di ogni strumento della tecnologia o di ogni innovazione contemporanea, possano ricordare e riconoscere quello che è stato il mezzo di trasporto per eccellenza della nostra tradizione, che poi esprime la cultura del popolo siciliano, la cultura contadina, la tradizione ispirata all'opera dei pupi, e quindi le decorazioni variopinte che affondano anche la ispirazione e le proprie radici nella cultura arabo-normanna. Tu poc'anzi hai citato il grande Guttuso e lui ha lasciato un'impronta nel tuo percorso, quasi una profezia con una dedica. Eh sì, Guttuso, devo dire, mi emoziona tanto quando mi capita di vedere questa dedica, la cui copia tengo qui appesa in bottega. Mi scrisse con l'augurio di essere degno di questo glorioso nome. E non so se È un effettivamente. augurio e anche un po' Sì, intimidatorio per certi versi. è anche un grande impegno, ma serviva soprattutto come dire, a sottolineare quel legame profondo di riconoscenza nei confronti di mio nonno, che lui conosceva, della bottega di mio nonno che lui conosceva e frequentava. Pensa, a Guttuso La bottega di dobbiamo. tuo nonno nacque in che anno? La bottega di mio nonno, nata nel 1895, quasi di fronte all'ingresso di Villa Cattolica, per una strana coincidenza. Allora mio nonno ha soli 14 anni, perché era del 1881 mio nonno, scelse quel posto, ecco, per una strategia di marketing, per volermi collegare al Ante vostro nome. litteram No. questa strategia di marketing. Sì. Scelse quel posto perché era la strada, l'allora via Consolare, l'attuale strada statale, era la strada
percorsa dai carretti e dai carrettieri che andavano e venivano da Palermo, quindi era un posto di passaggio, un'ottima scelta pubblicitaria e di marketing. Dicevo a Guttuso, dobbiamo questa rinascita. Se tu pensi che negli anni 60, con l'avvento della motorizzazione, il carretto viene gradualmente accantonato e quindi mio padre e i miei zii decidono di chiudere bottega e di spostare il loro campo lavorativo su altri ambiti e su altri settori, pur continuando sempre a coltivare questa tradizione. Poi, grazie a Guttuso, grazie ad Antonino Buttitta, il figlio del famoso poeta dialettale bagherese Ignazio Buttitta, e al professore Pasqualino, il famoso collezionista di pupi che diede vita al Museo delle Marionette, fu organizzata una mostra dal titolo Forma e colore del carretto siciliano, che ha rilanciato questa tradizione in una chiave moderna, in una chiave diversa. Il carretto si è trasformato da mezzo di trasporto in oggetto da collezione. Bene, io allora nel 78, perché questa iniziativa risale al 78, io avevo appena 6 anni e sono E te la stato... ricordi? Sì, me lo ricordo, e sono stato, come dire, coinvolto dai colori e anche da mio padre, che ha avuto, devo dire, di essere orgoglioso di aver avuto un padre come lui, perché lui mi ha saputo trasmettere, ecco, la passione nei confronti di questo mestiere, cosa molto, molto difficile, mi dicono, perché spesso tra padre e figlio che fanno lo stesso mestiere c'è un po' di conflittualità. Ma invece fra un po' andiamo all'attualità, agli ultimi anni, anche a chi ha riportato in voga questi colori. Sì, Vorrei un attimino chiederti una cosa sul passato, sulle origini, su quando tuo nonno ha iniziato questo mestiere. sì. Chi era che faceva dipingere i propri carretti? Avevano tutti queste decorazioni, erano un simbolo di prestigio, perché oggi pensiamo, carretto oggi diventa l'automobile e si fa anche la gara a chi ha l'auto più nuova, più bella, più lussuosa. Anche il carretto aveva questo tipo di differenze. Hai centrato perfettamente il tema, Eliana. Il carretto così dipinto era un oggetto di marketing. Chi faceva dipingere erano i carrettieri, e dovremmo sfatare, come dire, un mito. Il carrettiere era una sorta di piccolo commerciante, una sorta di piccolo imprenditore che acquistava i prodotti della fascia costiera della Sicilia. Per esempio, tanti carrettieri di bagheria caricavano il loro carretto pieno di sarde salate, di baccalà salato, di agrumi, di prodotti locali, e con il proprio cavallo e il proprio carretto si avventuravano per trasferire questi prodotti nell'entroterra siciliano. Quindi tu trovavi a Gangi, a Petralia, a Caccamo, a Castelbuono i prodotti della fascia costiera. Bene, il carrettiere aveva bisogno di 2 elementi sostanzialmente. Un buon mezzo di trasporto e un mezzo di trasporto riconoscibile, che potesse soprattutto rappresentare quello che era il proprio status. Ecco perché il carrettiere va dal pittore di carretti e se lo fa arricchire, fa rendere unico e sfarzoso, ma soprattutto unico, il proprio mezzo di trasporto, il proprio mezzo di lavoro, perché doveva essere riconoscibile da un lato per la clientela e al contempo doveva mostrare la propria condizione, perché no anche economica. Diventava anche un'affidabilità. Immagino, guarda che bel carretto, quello sì che è un commerciante che sa fatto suo e che quindi avrà merce buona. Immagino tutta una serie di pensieri che Sta derivano da anche bene quell'immagine iniziale. economicamente, e che sta anche Esatto. bene economicamente. Sì, sì, sì,
sì, sì, era proprio una sorta di bigliettino da visita, un po' una maniera antica di fare marketing. Sì, non c'era il packaging del singolo oggetto che si andava a vendere, ecco, si faceva e Sì. intanto si costruiva quell'immagine aziendale, al posto di un'insegna c'era quello. Ovviamente i colori, questa tradizione, questa Sicilia, no? Perché poi se ci riflettiamo, questi colori, questo è il giallo che ci riporta ai limoni, e questi arancioni degli agrumi, il verde di tutte queste piantagioni, sono tutti colori che fanno parte della natura della Sicilia intorno, e non è un caso secondo me che risplendano questi colori così vividi, c'è proprio uno spot celebrativo del territorio circostante. Sì, e anche delle nostre tradizioni culturali, perché no? Perché si dice, gli studiosi sostengono che il carretto palermitano, cioè il carretto della Sicilia occidentale, fa riferimento alla tradizione, all'arte arabo-normanna, mentre Nelle quello della forme, Sicilia nelle orientale, geometrie. sì, nelle forme, nelle decorazioni, nelle geometrie, mentre quello della Sicilia orientale all'arte bizantina. E la ricerca invece, o meglio la diffusione del tema epico cavalleresco è invece legato alla presenza puntuale su tutto il territorio del teatro dell'Opera dei Pupi. Che Mio qui abbiamo padre mi imparato a conoscere benissimo, perché nelle ultime settimane abbiamo fatto una puntata con l'Opera dei Pupi made in Catania, un'altra made in Palermo, abbiamo imparato le differenze e quindi ci stiamo sì. acculturando anche noi e stiamo riportando anche noi la cultura della nostra terra. Il teatro dell'Opera dei Pupi era una fonte di ispirazione perché il carrettiere, naturalmente in assenza di disponibilità economica per andare a vedere le rappresentazioni culte presso il teatro Politeama o il teatro Massimo, e allora aveva trovato nel teatro dell'Opera dei Pupi un suo riferimento, un suo passatempo, ecco l'occasione per vivere quel paio d'ore diverse. Mi raccontava mio padre che spesso i carrettieri, in occasione della nuova pittura sul nuovo carretto che aveva acquistato, andavano a chiedere espressamente quella particolare scena, quella particolare rappresentazione che avevano visto al teatro dell'Opera dei Pupi. Il pittore di carretti come riusciva a costruire la scena? Riusciva a costruire la scena grazie, e lì è stata la svolta, al cosiddetto romanzo illustrato, cioè quel romanzo, e parlo dell'Orlando Furioso, della storia dei Paladini di Francia, della Gerusalemme liberata, insomma di tanti romanzi che venivano diciamo come dire completati dalla presenza di alcune immagini narrative che poi riassumevano quella che era una scena, un brano Un'istantanea del tutto. del racconto. Attraverso il romanzo illustrato il pittore di carretti costruiva il proprio repertorio che lo ispirava nella realizzazione dei propri cartoni, delle proprie veline che sistematicamente poi venivano raffigurate sulle sponde del carretto. È bellissimo, tutto questo è veramente un fascino meraviglioso, ma noi dobbiamo fermarci qualche secondo perché vogliamo ricordare che nel frattempo c'è www.iocomprosiciliano.com sempre a vostra disposizione, il grande portale del Made in Sicily. Guardiamo. Michele, abbiamo anche un video che racconta il tuo lavoro e quindi vogliamo vedere anche questo. Sì, sì.
E così siamo questo, entrati nella bottega di Michele sì. Ducato, dici? Questo video mi è stato regalato da una signora, da una ragazza, ecco, per tornare agli aggettivi di poco fa, che è venuta a visitare la bottega in occasione della manifestazione che c'è stata quest'estate, questa fine estate, qui in tutto il territorio. Racconta, sì, riassume un po' quelli che sono gli sbocchi adesso del mio lavoro, no? Il fatto che non si dipingono qui dentro soltanto carretti, ma si dipinge anche altro. Per esempio? Per esempio, da quando ho iniziato a collaborare con Dolce & Gabbana, si dipinge di tutto. Ho iniziato con i frigoriferi, poi ho dipinto anche i piccoli elettrodomestici che si trovano per esempio alla Rinascente, ma adesso il privato viene a Questo è un capitolo chiedermi. pazzesco, questo è un capitolo pazzesco che stiamo aprendo, perché noi poco fa abbiamo parlato tanto della tradizione, di cosa veniva chiesto al nonno, di cos'era originariamente il carretto, ma questi colori a noi tanto familiari, questi motivi, ormai sono diventati un must per tutto il mondo, un emblema della Sicilia, grazie al fatto che Dolce & Gabbana Sì, hanno scelto negli ultimi sì, anni sì, di sì. puntare su elementi tipici del territorio, così come i colori del carretto, così come altre maioli che sono ritornati, sono diventati di tendenza anche al di fuori del nostro territorio, ma la cosa che secondo me va assolutamente premiata di questi due grandi stilisti è il fatto di appoggiarsi a chi realmente ha quest'arte nel proprio sangue, quindi arrivano da Michele Ducato ed è Michele Ducato a trasformare poi nelle collaborazioni che Dolce & Gabbana fanno con l'azienda di elettrodomestici quel motivo lì per riprodurlo nella maniera più opportuna, grazie ovviamente al suo background artistico, culturale e familiare, storico e di tradizioni, nel modo migliore su un frigorifero, sui vari elettrodomestici che sono venuti fuori. Quindi in questo devo dire che sono stati bravi. Infatti a loro va dato il grande merito di aver saputo, come dire, internazionalizzare uno stile, una tradizione che era prettamente locale. Oggi si va a New York piuttosto che a Londra e lo stile siciliano, ecco, i colori del carretto sono riconoscibili e soprattutto riconosciuti da tutti, cosa che non era stato prima, cosa che credo nessuna istituzione pubblica sarebbe stata in grado di riuscire a trasformare e a rendere così universale questa tradizione. Oggi li Ovviamente per chiamano me. influencer quelli che lavorano nel web perché riescono ad influenzare le masse, ma due divi del mondo della moda come loro hanno proprio questo Sì, effetto, riescono ad influenzare le masse ed è quello che è sì. accaduto con questa tradizione. E credimi, mi si è ampliato, io ho vissuto una sorta di seconda metamorfosi. Ti dicevo della mostra del 1978, per cui il carretto si era trasformato, era diventato un oggetto da mezzo di lavoro in oggetto da collezione. Oggi, grazie al loro intervento, il carretto è diventato, e lo stile siciliano è diventato, si è diffuso in maniera capillare su un'altra parte del tessuto sociale e culturale che prima non lo conosceva o magari non lo considerava, non gli attribuiva quel valore storico, artistico legato alla tradizione che oggi invece grazie a loro gli attribuisce, gli riconosce. Io naturalmente sono molto onorato non tanto di avere iniziato e aver fatto quell'esperienza, ma soprattutto di continuare a collaborare con loro, perché credo che la più grande ricompensa sia questo, cioè la continuità, il fatto di poter continuare a
a collaborare. Questo mi fa pensare, con un pizzico di presunzione o senza voler essere eccessivamente presuntuoso, che la collaborazione funziona, ecco, Te lo che diciamo quello che noi che funziona, perché vediamo i risultati che sono bellissimi. Intanto ti leggo questo saluto che arriva da Giuseppa Pellegrino, tutto per te. Dice ciao sì. Miki. E poi anche Sera Ale Pellerito, non so bene quale sia il nome, che dice grande Michele Educato. Quindi ci sono i fan che arrivano perché i risultati sono Grazie, grazie. bellissimi e noi li ammiriamo con immenso piacere, in attesa di scoprire cos'altro dipingerai e in quale altro modo riuscirai a portare avanti questa meravigliosa tradizione della pittura del carretto verso il futuro. Michele, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma ti ringraziamo per tutto quello che ci hai raccontato quest'oggi. Io ringrazio, io compro siciliano, ringrazio Davide, ringrazio te, Eliana. Davide, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere fisicamente in un mondo di virtuale, dico, ho avuto questo piacere. Spero di avere lo stesso piacere con te e di poterti ospitare qui in bottega quando saremo gialli, per tornare al colore del carretto. Me lo auguro e mi auguro che questo accada al più presto. Grazie ancora Michele Ducato, ricordiamo a Bagheria questa meravigliosa tradizione della pittura dei carretti siciliani. Grazie per essere stato con noi. Grazie per l'opportunità, grazie. E così ci salutiamo. Domani ci ritroviamo come sempre a mezzogiorno con un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ringrazio Nicolò Acquisto per la regia e ringraziamo tutti voi che siete sempre numerosissimi e tutti ovviamente fan del Made in Sicily. Ciao!